Ma che morire, uno fare una telefonata quando ci serve e paga telefono, bollette, tasse, contratasse, con un nudo di caino per davvero. E ora non funziona il telefono. Ma chi è giusto? Che ora ci chiamano, come si chiama? Che ora cangiamo, Telecom si rifuttano i soldi. E ce ne con 4, ma 4, che è nuovo? Che non moreva, pare 187 vi sta a fare ora. Ma che sto dicendo? 187. Attendere, prego. Attendere, signorina, io prego. volessi... Attendere, prego. Sì, ma io volessi passato. Attendere, prego. Ma come fa parare? Attendere, Signorina, prego. io non mi stai muovendo. Attendere, prego. Che sarà a sud non sono detto. Attendere, prego. Sto aspettando, non dubito che ora vi vengo io. Attendere, prego. Ah, basta... Attendere, prego. Allora, Attendere, prego. Siamo in attesa di passarvi un nostro operatore. che sta dicendo? Che ma Attendere, come? prego. Pronto? Attendere, prego. Signor, chi è questo mascolo, film? Attendere, prego. Eh sì, ma io sono qua che stai aspettando. Attendere, prego. Ma quando ci vuole? Attendere, prego. Che succede una cosa. Attendere, prego. Senta, io attendo, ma io mezz'ora che sogno qua. Siete collegati col nostro operatore Ciccio Inghiaiato. E vediamo se me non racconto chi so. Momentaneamente assente. Comunichiamo ai nostri utenti che la Telecom offre 3 telefonini al prezzo di 2 solo per i sordomuti. Senta, ma chi mi interessa, signore, mi queste cose? Io ce l'ho il telefono. Bravo! Attendere, Me prego. lo dovete attaccare, che non funziona. Attendere, E la prego. bolletta è appavata. Bravo, cretino. C'è un'offerta per Ma te. quale vuoi fare? Che stiamo a città mercato qua? Attenzione, prego. Comunicato importante. Minchia, ma che ci mettono apposta? Per fare i sciamolini che stiamo, per fare il paninetto, va. Dovete reclamare? Chiamate il 187. Chi è detto che l'ho chiamato? Richiamate. Attendere, Ma prego. un'altra volta attendere. Minchia, la radio si è rumato. Minchia, sulla la musica mi mancava, oh. Signorina! Mi sento o non mi sente? Hai a fare, voglio per davvero! Oh! Signorina! Minchia, la radio si è rumato. E informiamo che il nostro operatore 2001 è in bagno. È in bagno. Ho bagno! Ma che mi conta? Le giacchiere di mattina ho chiesto, no quando travaglia. L'operatore 2002 è andato al Sì. bar. Al bar. Ho bar. Sì. Ho bar, Sì. signore. Perciò, uno aspetta a casa se non va a bar, povertà. Ma come possiamo ir avanti? E altro che di peggio. Caccio volesse sempre che sto roba tutte cose. Meglio. Mi piace che arrivano i tassi della munnizza, di lighi, di figli, righi, lotti, lave, stuia, isciuga. Bastardi. Uno sopra un altro. Abbi pazienza. Chi è che vuole lei? Attendere, prego. Ah, ancora attendere? Ah, lei lo sa che sogno qua. Sì. Ah, ora vecchio, siccome mi sono ungiato, signorina, lei fosse continentale non tanto ne capisce il nostro dialetto. Ora ce ne dico 4, ne chiede bella, paesana. Che lei la faccio andare russa. A che vi pare che mi hai ammalato di fegato che io? Scusate per il ritardo. Il nostro operatore è arrivato. Ah, quale scusi? Attendere, prego. Non ci dai qui il filo, così noi non parliamo qui. Non lo tagli, non lo tagli. No, ce lo dai, perché io fino a questo momento sono stato intellettuale e non l'avevo anniato. La prego, non lo tagli. No, manco su lei, ma La prego, non lo tagli. manco su me la taglia la linea. La prego, non lo tagli, non lo tagli. Quando sono disgraziato, ora mi sta pigliando, vedi? Sì, la prego. Certo, che vostro comodi. La prego, non lo tagli, non lo tagli. Sì, ora vecchio, vedo anche il filo e vaffanculo tutte pare, che è una mattonata che sogno qua. Buongiorno, qui funzionario 2000, desidera? Oh, babbo tesoro! Ma perché chi di tesoro non è meglio? La mattinata telefono qua, tutti schiamoniti. Ma chi è schiamo? Chi è schiamo? A me mi dici chiamonito, dopo una mattonata che hai perduto con il telefono, E allora? con il telefono pavato, che mi dici chiamonito, ragioniere la tocca. Qui è? Ma lo sai chi sono io? Qui è? Ma lo sai chi sono io? Ma qui è lei? Un ragioniere la tocca. Che cazzo se ne fotte? Spatti, e ora da denunzio. Ora faccio un concorso ricorso o ministro degli interni, esterni, quaderni, pennenti, fitenti e pozza che ti viene una parola sinterenti e così non mangi più niente, mangia pane e salimenti e fichirima che batte lente. Oh no!